Eder. Mac. Pallister. Io sono il fratello di Liliana Resinovic. Non la vedo proprio penso dal giorno 6 o 7 di dicembre di quest'anno. Però l'ho sempre sentita nei giorni successivi tramite messaggi WhatsApp o una volta telefonicamente il giorno 10 quando alle 9:29 le ha telefonato tramite chiamata vocale WhatsApp. In seguito ho provato a chiamarla il giorno 14 dicembre, ma mi ha risposto il marito. Io e mia sorella eravamo soliti sentirci e vederci spesso. Avevamo un contatto quasi quotidiano. Io e Liliana ci siamo sentiti anche il 10 dicembre ma non ricordo di preciso cosa ci siamo detti. Penso che abbiamo parlato del fatto che dovevo portare l'auto a fare una riparazione. Le ho chiesto cosa avrebbe fatto lei e mi ha detto che doveva vedere com'era il tempo, perché lei ed il marito dovevano decidere che cosa fare. Il suo umore mi era sembrato normale come al solito. L'ultima volta ci siamo visti a casa mia e con lei c'era anche suo marito Sebastiano. Ci siamo visti nel pomeriggio e a casa c'era mio cognato e sua moglie che è la sorella di mia moglie. C'erano anche mia moglie e mia figlia Veronica Resinovic. Quel giorno la Veronica è rimasta molto tempo in compagnia di mia sorella perché l'ha aiutata a registrarsi con i computer per lo SPID. Quel pomeriggio mia sorella era del solito umore, cioè era tranquilla. Mia sorella è una persona di carattere tranquillo, bonario. Non è una persona che si altera facilmente, anzi cerca sempre di appianare le cose se ci sono degli attriti con qualcuno. È abbastanza riservata, del suo intimo non è che si sbottonasse tanto. È stato un pomeriggio tranquillo e prima di cena ognuno è poi ritornato alla propria casa. L'ultima volta che Liliana mi ha risposto è stato il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 21:20 in seguito ad un messaggio in cui le dicevo che non avevo ancora ricevuto il messaggio. Quello del Ministero della Salute, per quanto riguarda l'ultimo richiamo del vaccino. Le ho scritto il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 9:30 e non ho ricevuto alcuna risposta. Inizialmente ho notato che le spunte di lettura del messaggio erano grigie e non blu, quindi ho dedotto che non fosse stato letto. Alle ore 15:54 del 14 dicembre 2021, notando che il precedente messaggio non era ancora stato letto da Liliana, le ho mandato un altro messaggio in cui le chiedevo dove fosse. Anche questo messaggio non è stato visualizzato. Finito di lavorare mi sono cambiato ed ho pensato che fosse successo qualcosa perché tempo prima, un mese o due fa, mio cognato Visintin Sebastiano era caduto con la bicicletta e mia sorella quel giorno mi aveva chiamato tardi per chiedermi se l'accompagnavo a Cattinara. Quindi, non ricevendo risposta ai miei messaggi ho avuto questo pensiero. Ho provato a fare una chiamata WhatsApp a mia sorella al suo numero alle ore 16:12 del 14 dicembre 2021. Ha risposto mio cognato e gli ho chiesto dove era Lily e lui mi ha detto che non era a casa, che era uscita e che lui non sapeva dove fosse. Gli ho detto che doveva informarsi, chiedere agli ospedali e Sebastiano mi ha detto no, aspettiamo, vedrai che torna, adesso mi informerò. Poi abbiamo chiuso la telefonata. Mio cognato mi ha richiamato alle successive 17:50 dicendomi che pensava che mia sorella sarebbe rientrata entro le 18:30 per la cena. Mentre parlavamo al telefono ho sentito delle voci in sottofondo, che mi hanno fatto pensare che ci fosse della gente con lui. Gli ho chiesto con chi si trovasse e Sebastiano mi ha detto che era in compagnia dei vicini di casa, tale Gabriella e Salvo, che io non ho conosciuto. Ho sentito questo Salvo che chiedeva a Sebastiano con chi stesse parlando. Saputo che ero il fratello di Liliana, ha voluto parlare con me.
Mi ha detto che Sebastiano ancora non voleva fare la denuncia e che lui lo avrebbe convinto a farlo perché passata la mezzanotte bisognava allertare le forze dell'ordine. Io l'ho ringraziato ed ho concluso la telefonata. Mia sorella ha 2 numeri di telefono. Un telefono Liliana lo aveva esclusivamente per scattare foto e per effettuare ricerche su internet. Il marito invece credo abbia un solo numero. I rapporti tra loro due mi sono sempre sembrati normali, non ho mai visto litigi o incomprensioni, non ho mai visto niente di strano. Però premetto che quando si sono conosciuti più di 30 anni fa, mia sorella aveva portato Sebastiano a casa dei nostri genitori. Io in quel periodo ero ritornato ad abitare con loro. Quella volta sia mia madre che mio padre non volevano che Liliana lo frequentasse, perché lui era già sposato e aveva 2 figli. Anche a me di primo acchito Sebastiano non era andato tanto a genio, non so dire il perché. Poi nel tempo ho litigato una volta con lui sempre per il fatto che frequentava mia sorella e mi sembrava che avesse troppo potere su di lei, proprio quando era a casa di mia madre. Dopo invece, mano a mano che son passati gli anni è scemata questa incomprensione che potevo avere nei suoi confronti. Se lui diceva andiamo, lei andava, era troppo ubbidiente. Io ho avuto sempre l'impressione, e anche mia moglie, che Sebastiano, avendo un carattere più forte, avesse sottomesso la personalità di mia sorella. Liliana è sempre stata accondiscendente con lui, penso fosse innamorata. Ma Liliana non ha mai detto nulla sul loro rapporto, io alle volte le ho chiesto se andava tutto bene con lui, se aveva litigato e lei mi rispondeva che era tutto tranquillo, tutto a posto. Non c'erano problemi. Liliana è una persona riservata, non mi ha mai parlato di qualcuno in particolare. Accennava a qualcuno se con questa o queste persone faceva qualcosa o andava a cena, ma non diceva niente in particolare. Al contrario di me che le raccontavo se avevo qualche litigio con mia moglie, Liliana non mi ha detto mai niente. Liliana aveva amiche, Adriana, che era una sua ex compagna di classe. A seguito della scomparsa di mia sorella ho scoperto che aveva anche un amico di vecchia data, che non sapevo che si frequentavano ultimamente. Poi aveva delle amiche ex colleghe di lavoro, di cui io so il nome ma non il cognome. Una che era in ufficio con lei si chiama Mara, poi ce n'è un'altra, Ilaria, che è andata in pensione prima di lei, poi una che si chiama Nada. Per quello che so io non aveva la disponibilità di altre abitazioni. La scorsa primavera mia sorella mi aveva chiesto se ero a conoscenza di qualcuno che affittasse un appartamento. Penso che volesse cambiare casa con il marito perché dove abitava lei avevano aumentato l'affitto. Questa è una richiesta fattami da Liliana, con il marito non ne ho mai espressamente parlato. Penso però che fosse per la famiglia, perché Liliana aveva rappresentato certe caratteristiche che cercava in una nuova casa, ovvero che fosse provvista di ascensore o fosse ad un piano basso. Così per il marito sarebbe stato più facile, e che avesse il posto macchina. I miei genitori abitavano in Scala dei Giaggioli numero 4 in una casetta della Terbi familiare strutturata su 2 piani. Quando è morta mia mamma, mia sorella ha cercato di fare un cambio con un altro appartamento a Ter perché voleva tenerlo per sé, ma non è riuscita, quindi ha reso le chiavi. Che io sappia l'appartamento è ancora disabitato perché da sistemare e non ha più i parametri perché uno possa abitarci. Mia sorella per anni ha abitato con il marito nel rione di Roiano in via di Roiano numero 2. Chiedendo a Sebastiano dove potesse essere andata Liliana e stimolandolo ad andare a vedere nei luoghi dove avevano vissuto, mi ha detto che in via di Roiano l'appartamento era disabitato. Non so di preciso se Liliana ha davvero riconsegnato le chiavi, ma penso di sì e se lo ha fatto e sono negli uffici della Ter di Piazza Foraggi.
L'appartamento di via di Roiano numero 2 non è una casa a ter. Lo so per certo perché quando abitavano ancora là avevo sentito che c'erano dei lavori da fare e li doveva fare un proprietario. Che non so chi sia. Non so come Sebastiano e Liliana abbiano trovato casa in via Roiano, non ho mai chiesto. Può essere che lo abbiano trovato tramite agenzia. Mia sorella, prima di lavorare in regione, lavorava per l'agenzia immobiliare Spagnol che era in via del Canal Piccolo. Nel palazzo di via di Roiano hanno conosciuto una coppia di rumeni con cui sono stati a cena la sera precedente la scomparsa. Questi rumeni sono un ingegnere e la moglie. Da quello che ho capito ultimamente quando Liliana parlava con mia moglie o mia figlia, loro si incontravano in viale 20 settembre. Avevo chiesto a mia sorella come mai andava spesso in quel viale e lei mi aveva detto che era vicino a casa, aveva comodità con l'autobus e c'era un negozio Tiger, che le piaceva. Non so dove andasse a fare passeggiate perché era sempre Sebastiano che decideva dove andare ed io non so dove andavano, lo sapevo dopo guardando Facebook. Oppure quando mi rispondeva a qualche messaggio dicendomi ero qua, ero là. Son 10 giorni che penso anch'io cosa può essere successo e non ne vengo fuori. È strano che lei sia sparita nel nulla da un giorno all'altro, senza dire nulla né a me, né a mia figlia, che è l'unica nipote che ha. A proposito di mia figlia Veronica, mia sorella era solita aiutarla economicamente, come si fa con i nipoti. In più Veronica ultimamente si è laureata in mediazione culturale. Ha fatto una festicciola a Udine e mia sorella e mio cognato hanno partecipato. A me mia sorella a fine novembre ha dato dei soldi, 1660 euro. 360 euro da consegnare a Veronica per l'abbonamento dell'autobus. 300 euro da dare all'amministratore del mio palazzo e 1000 euro per eventuali riparazioni da fare sulla mia auto. Quando mi ha consegnato questi soldi mia sorella mi ha detto che preferiva darmeli subito per non lasciare soldi a casa. Questa era la prima volta che mi dava dei soldi senza che io glieli avessi chiesti espressamente per qualcosa. Quello che a me sembra strano è che quando ho parlato con Sebastiano lui tergiversava nel muoversi. Mi diceva aspettiamo, ma cosa non lo so. Ho litigato con lui al telefono il 22 dicembre. Insistevo che andasse a chi l'ha visto. Il giorno dopo Sebastiano mi ha chiamato per dirmi che aveva contattato chi l'ha visto ma non era vero perché lo aveva fatto mia figlia. Dopo quella chiamata non ci siamo più sentiti. Non ho capito come mai Sebastiano, l'ultima volta che ho parlato con lui, era ancora molto tranquillo. Che io sappia lui non beve, non prende tranquillanti. Io ho contattato i parenti prossimi per vedere se qualcuno poteva aver dato ospitalità a Liliana o se avesse sentito qualcosa. I parenti che ho contattato sono un cugino, non so il suo cognome, che abita a Nuova Gorizia, un altro cugino, che abita a Città del Messico, una cugina, che abita ad Aila, in Croazia. Nessuno di questi parenti ha sentito o visto Liliana. Con questi parenti lei intratteneva rapporti. Ho chiamato anche una cugina con cui mi sento spesso, Radin Silvia, che abita in Slovenia a Plavie, con la quale comunico via Messenger di Facebook. Anche lei non ha notizie di Liliana. Per seguire la situazione della scomparsa di mia sorella ho nominato un avvocato di Treviso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.